Ciao amici di Archeossarabus, oggi vi porto con me a vedere due nuraghi, se ce la farò comunque ad arrivarci, non sono mai passato, quindi seguendo le mappe si va. I nuraghi si chiamano Arco Pintao 1 e Arco Pintao 2. Siamo nel territorio di Castiadas. Adesso sto percorrendo questa bellissima strada sterrata che dovrebbe essere lunga almeno una trentina di minuti la camminata all'andata e una trentina di minuti al ritorno, viste le mappe. Speriamo di trovarle. Allora, guardate qua. Nel nostro cammino possiamo vedere che o i cervi, io non sono un esperto di orme, o i cinghiali sono venuti qui ad abbeverarsi in questa pozzanghera. Vedete. Questa zona è denominata Monte Grutas e come poi vedrete dalle immagini sono delle zone ricche di concavità naturali scavate nella roccia del granito. Fino a poco fa la strada era in piano, adesso inizia lo gerostrappo in salita, ma è veramente una bellissima strada e credo sia percorribile veramente da tutti. Guardate, adesso vi faccio vedere come la natura scava questi lastroni, questi blocchi di granito, creando delle sorte di canali. E tutta questa zona di Monte Grutas è piena di questi blocchi di granito scolpiti, bellissimi. Guardate qua. Questo sembra quasi essere stato scolpito dall'uomo. C'è un cervo o un cinghiale che scappa. Vediamo se riesco a vederlo. Psst. Questi sono posti che possono nascondere anche delle piccole grotticelle, per l'appunto Monte Grutas, e magari anche delle Domus de Janas ancora non conosciute. Continuiamo la salita. Credo di non essere lontanissimo dall'obiettivo e guardando così in mezzo alla natura mi pare di aver scorto un riparo sotto roccia. Dai, è una bella pietra, adesso vi faccio vedere. Ecco qua, guardate. Chissà se un tempo si riparassero qui sotto, magari da una pioggerellina. Sono molto curioso di girare intorno a questa grande roccia. Guardate la bellezza di queste rocce. Siamo ai piedi delle Sette Fratelli e qui la natura ha giocato a scolpire tutte queste rocce granitiche. Ma anche lì vedete, parte una grotticella, ma era di tornare nel cammino perché i minuti sono contati come sempre. Come non detto, la strada era facile fino a poco fa, adesso è tutta una salita con una bellissima pendenza. Guardate un po'. E scivola. Qua ogni roccia verrebbe voglia di ispezionarla, alla ricerca magari di qualcosa scolpito dall'uomo, ma in realtà anche solo l'artista natura qua ci fa sognare in queste forme sinuose. E guardate, una sorta di moai costruito
dal vento e dall'acqua. Bellissimo. Allora io ho proprio il sospetto che i due nuraghi siano uno in questa cima e l'altro in quell'altra collinetta, quindi vediamo se la strada continua, speriamo. Sono arrivato in un punto morto che adesso non trovo più il sentiero, però ho trovato questa zona che era sicuramente sfruttata dai carbonai per la produzione appunto del carbone. Guardate, c'è questo bel muro ad arco e una sorta di piano, un terrazzamento. Non so bene se tornare indietro, il tempo è scarso, quindi forse è meglio tornare a casa e ritornare una prossima volta alla ricerca di questi due nuraghi, anche se, come dire, la brama è tanta. Non ce l'ho fatta, la curiosità è tanta e dai carbonai sono salito e ho trovato di nuovo sentieri, altre zone pianeggianti e credo di essere arrivato quasi alla cima. Speriamo bene. Da qua si vedono altri sentieri. Ottimo. Vedete, qua è più pulita. Guardate qui, non siamo lontani dal sito. Ho trovato un pezzo di terracotta. Io se ne trovo anche altri, ma la mappa me lo indica su quel punto. Nuraghe Moitsus o Arco Pintao 2. Vediamo se riesco a trovarlo. Guardate qui, ma credo che sia roba recente questa, sempre di carbonai. Questo muretto, anche se in realtà il nuraghe dovrebbe essere qua sopra, però sembra roba recente questa, un muretto dei carbonai. Saremo vicini, sarò vicino. E guardate che belle pietre lo stesso anche qua sopra. Forza, forza, il tempo corre. Credo di essere arrivato. Qua si vede tanto materiale di crollo di quello che potevano essere dei muretti. E di nuovo qua sbucheremo verso il vento. Ma credo proprio di aver visto la torre centrale. Eccola. Non so se fosse l'unica torre, ma sono proprio sopra il nuraghe e si vede anche l'altro nuraghe, mi pare, da qua. Allora vediamo quanto mi sei costato, una bella corsa, ma ci sono arrivato ed eccolo qua, nuraghe Arco Pintao 2 o Moitsus. Con la vista dei 7 fratelli. Ed ecco qua, pare che sia anche chiuso il vertice. Che vento. Io vengo da Lione Speciosa e qua credo che sia chiuso il vertice di questo nuraghe, dell'atollo di questo nuraghe pare sia chiuso. Vediamo diversi, quelli che sembrano degli ambienti, un'altra torre, una sorta di ambiente anche qua. Infatti si vede una chiusura qua di una zona circolare di questa torre e continua a girare per vedere come era fatto. E vedete, ed ecco qua un bel muro che si interseca con un altro muro. Quella che sembra una zona con più abitazioni del posto. Vediamo se troviamo più ambienti. Magari un mini villaggio. Potete vedere qua diverse mura. Speriamo di trovare qualche coccio che indichi comunque la presenza abitativa, oltre a quello che ho trovato giù più in basso. Però vedete,
le mura sono tante qua proprio intorno al nuraghe, quello che sembra il nuraghe, la torre centrale, è tutta qua una zona con un po' di calpestio e delle mura. Bellissimo, sicuramente era gemellato con l'altro nuraghe che si trova qua vicino. Vedete, anche questo è il muro, è uno dei muri del nuraghe. Bene, che ore sono? È 27 e c'è già una chiamata. Vado, devo andare. Mi devo correggere, quello che abbiamo visto era Arco Pintao 1. Adesso sto correndo verso casa, sto provando questo sentiero che pare più abile per scendere, una sorta di trail fatto così per tornare presto a casa. Quindi io vi saluto alla prossima puntata di Archeo Sarrabus, magari per andare a cercare Arco Pintao 2 o Moizus. Ciao, alla prossima.